Le prime dosi della fornitura ordinaria, a parte l'anticipo del 27, sono arrivate il 30 mattina e il 30 pomeriggio abbiamo già avviato la campagna di vaccinazione. Poi a salire siamo arrivati i primi giorni di gennaio scaldando i motori, avendo un ritmo che portava anche a 8.000, 8.500, 9.000 vaccinazioni, parlo di dosi somministrate al giorno. Poi naturalmente l'imprevedibile riduzione delle forniture annunciata dal 16 al 18 gennaio si è vista anche graficamente nelle nostre elaborazioni, con un rallentamento forte della campagna. E adesso, avendo una previsione un po' più solida di quello che ci dovrebbe arrivare, infatti stiamo riprendendo quantomeno con numeri che sono sovrapponibili, e anche le due curve sono praticamente sovrapponibili al dettaglio tra quello che era la prima dose e la seconda dose. Naturalmente sì, ma come dice lei, l'incertezza sulle forniture è quello che ci costringe ad essere elastici, ma era tutto preventivato che fosse un piano che è nato il 22 dicembre formalmente e che giorno per giorno viene riadattato. Naturalmente io confido che negli incontri che abbiamo formalmente 1 o 2 volte a settimana, ma anche informalmente quotidiani con la struttura commissariale per l'emergenza, speriamo di avere notizie su quello che dovrebbe arrivare da marzo, che ci permette di consolidare e mantenere il cronoprogramma che ci siamo dati e che comunque è in totale allineamento con quello che sono le priorità di livello nazionale. E anche quelle sono in continua evoluzione. L'incontro che c'è stato poco prima della conferenza parla appunto del proseguo della campagna. Però siamo elastici per capire, e la principale limitante è la fornitura e il ritmo della fornitura di vaccino.